Che poi tempo fa i tedeschi portano i marchi, portano i soldi, qua a Trieste non gli porta niente, perché i vende passaggio e scampa via, non si ferma mai. Se qualche volta per disgrazia ti capita di notte, allora va subito in cerca di questi alberghetti di terza, quarta categoria per spendere di meno. Te lo vedi sto tedesco, entra dentro sto alberghetto, entra dentro e dice: Bitte, haben Sie eine Zimmer frei für eine Nacht? Sto matto lo guarda con sti occhi fuori dell'orbita, come l'ha garito, scusi? Haben Sie eine Zimmer frei? No, dice, guardi, se inutile, mi tedesco neanche una parola, Triestina ancora, dice, ma è tedesco proprio. Nicht sprechen Sie Deutsch? Ho detto prima, no, Moment prega. Tira fuori il solito libretto, sono sempre quei libretti, no? Quelli, istruzioni, comincia. Avete un camero libero per un noto? Ah, come no? Quanti che lavorano che abbiamo camere libere? E wie viel costa eine Zimmer? Di nuovo? Guardi, ho detto prima, non capisco, la sa? Ah, moment prega. Quanto costa un camero per un notto? Ah, cosa costa? 18.000, senza bagno, singola. 18.000. 18.000 lire für eine Nacht. 18.000 una notte, eh? Moment prega. Cazzo! La traduzione letterale fatta proprio pesadissima, ma